Salve, salve a tutti, ciao Lego, benvenuti a questa live improvvisata. Anche io ho voluto provare l'ebbrezza di fare una live serale totalmente improvvisata. Erano tanti mesi, sono sincero con voi, erano tanti mesi che volevo fare una live su questo argomento. Ho voluto fare una live così improvvisata. Stasera non avevo praticamente niente da fare, ho pensato adesso la improvviso, mi prendo quello che devo prendere al volo, organizzo, lancio un attimo OBS e faccio una live improvvisata la sera per vedere se qualcuno poi ci segue di più di sera rispetto alle live che propongo la mattina, di solito alle 10. Oggi è 27 giugno 2023, siamo quasi arrivati anche alla fine di giugno, l'estate finalmente è arrivata, anche qui a Roma comincia a fare parecchio caldo, sono le ore 22:15, quindi parecchio tardi per una mia live, quindi tra l'altro non penso sia neanche una live breve, attenzione, perché quello che ho da farvi vedere ci vuole un po' di tempo, per vederlo. Quindi io direi che ovviamente non avete visto sul titolo ancora, perché non l'ho messo il titolo di questa live. Ero indeciso anche se presentarla come Reni J, come Reni Toons, come Reni Retro. Allora, non si tratta né di retro computer, né di cartoni animati, né di musica. Quindi non so io come categorizzarla questa live. Quindi è una live un po' improvvisata, è una live che riguarda il passato, quello sì. Voi sapete che con me si va sempre indietro nel tempo, si viaggia sempre indietro nel tempo. Quindi si ritorna indietro agli anni 80, si sale su una DeLorean, su una macchina del tempo e si ritorna indietro negli anni 80. Ok? Sto facendo una piccola introduzione per attendere che magari qualcuno si collega, qualcuno saluta nella chat. Ok? Detto questo, io mi sono preparato anche un brevissimo filmato che introduce appunto quello che sto per presentarvi. Quindi non so se lanciare immediatamente questo filmato o attendere qualche altro minuto, magari che la notifica della mia live arrivi anche a qualcun altro. Ok? Allora, io diciamo che sono tutti quanti, spesso soprattutto nelle chat di Telegram, mi dicono guarda che tu sei un collezionista di qualunque cosa, e effettivamente è vero questo. Io colleziono di tutto, cioè ho collezioni che non finiscono mai. Avete visto già nel canale, ho collezionato tappetini del mouse, ho fatto vedere collezioni di fumetti, ho fatto vedere collezioni di vinili, fatto vedere collezione di audiocassette, collezione di retro computing. Io qualsiasi cosa è collezionabile cerco di collezionarla. Guardate, colleziono CD audio, quindi non solo vinili, ma anche CD audio, insomma. E oggi vedremo una collezione particolarissima. Ciao Michele, benvenuto! Il primo a salutare nella chat. Ciao Michele Marco Carbonaro, ciao, benvenuto. Allora, stavo introducendo appunto questa live, che magari durerà anche qualche minuto di più del solito, perché ho da farvi vedere durante questa live tante cose, tante piccole cose. Ok? E stavo introducendo un po' quello che sono io, cioè quello che è la mia passione, che è collezionare. Sì, colleziono un po' di tutto, sono un po' così. Ho tutte le varie collezioni Disney, di cui sono molto affezionato e geloso delle mie collezioni Disney, tutto ciò che riguarda Disney, quindi pupazzetti, macchinine, tutte le varie sorprese. Salve Massimiliano, benvenuto anche a te a questa live. È una live chiacchierata, tu magari non sei tanto abituato alle live parlate, perché tu essendo DJ Grande Max
magari ti piacciono di più le live con 2 giradischi, 1 migliaio di vinili e vai con tutta la serata. Luke, benvenuto Luke. Allora, visto che ci sono 2 persone molto molto importanti, allora Massimiliano, che si è collegato e ha salutato, c'ha un canale TikTok grandissimo. Allora, Max DJ 77. Max sul suo canale non pubblica video suonando vinili, pubblica video divertenti, video brevi come da specifiche di TikTok. TikTok vuole video divertenti e brevi, e questi sono i video di Massimiliano, ok? VHS Disney c'hanno uno sfascio, VHS Disney troppe ce n'ho, ma il bello che l'altro giorno è venuta a trovarmi un'amichetta di mia figlia, visto che mi hai stuzzicato. Comunque finisco di dire di Massimiliano, Max DJ77 su TikTok pubblica un sacco di video divertenti. Le sue live invece sono tutte in vinile, quindi andatelo a sentire. Lui mette musica di qualsiasi genere, durante le sue live lui fa il DJ, durante i suoi video lui fa video divertenti, brevi, divertenti, come da specifici da TikTok. Max DJ77. Adesso arrivo subito per parlare di Luke 74, Allora, scusate, ma è tutto live, è una live così improvvisata. Si è trovata questa amichetta davanti, io so dovunque adesso, perché siccome sto facendo un grande lavoro di passaggio di cassette, videocassette soprattutto, guardate questa. Questo è un adattatore da VHS-C a VHS, perché io sto passando anche queste che sono le cassettine della telecamera, le sto passando in digitale, quelli di quando io ero piccolo, di quando io, c'è pure qualcuna in cui io facevo il DJ, ma so piccole scene, niente di più. Per la maggior parte sono riprese di famiglia. Vedete, film da telecamera, qui c'è scritto film da telecamera. Purtroppo io non sono abituato a fare live notturne di sera, quindi l'illuminazione è quella che ho. Di meglio non posso fare. Vedete, film da telecamera, e qui c'è scritto a che cosa si riferisce. Una giornata al Lavinio del 93. Poi che c'è scritto qua? Giornata con i professori del 93. Insomma, tutte cassette. Vedete come facevo io pure? Guardate, io prendevo un foglio di quaderno, film da telecamera, visita a Tor Vergata con la terza D, incontro con gli amici al Lavinio del 91. Vedete? Il mio 17° compleanno. Vedete? Cioè, questa è storia, qui dentro c'è la storia. Tra l'altro a breve ripubblicherò il video ad una definizione cristiana del primo Pianeta Amiga 97, e poi pubblicherò per la prima volta il video di Pianeta Amiga 98 per la prima volta, e diciamo tutto in massima risoluzione. Mi interessa niente che ci siano i 1000 visual, 50 visual, 100 visual, non fa niente. A me chi lo vuole vedere lo vede, e chi non lo vuole vedere non fa niente. Tanto io poi lo lascio là. Salve Emanuele! Salve Emanuele! Salve Michele! Michele! Salve! Allora, questa è un'altra videocassetta, vedete, questa dentro sapete che c'è pure scritto un 2, io la riconosco da questo numerino, c'ho anche l'altra che ho scritto 1 che sta vicino al videoregistratore. Qui ci sono registrate all'epoca tutte le sigle dei cartoni animati, ok? Una dopo l'altra, tutte sigle, solo sigle, apertura e chiusura dei cartoni animati. Io mi misi su TRE, la maggior parte sono prese da TRE, e registrai solo le sigle di apertura e chiusura, con quindi audio e video, dei cartoni animati. Ovviamente si vedono qualità VHS, uno schifo. Su YouTube si trovano a qualità DVD, quindi conviene poi prendere da YouTube. Allora, visto che siamo parecchi, per me 5 sono tantissimi in live, mi sa che non ce l'ho mai avute 5 persone in live. Subito prima di mandarvi questo brevissimo filmato, volevo parlare di Luke74 Channel. Allora, Luke74, l'altro ha fatto pure una, me la sono persa.
Luke, ma tu non mi puoi andare in live quando io so 10 ore che dormo. Cioè, ha fatto anche una live ieri sera, stanotte, dove c'erano parecchie persone. Lui, oltre a collaborare con altri canali, a fare dei filmati che poi vengono utilizzati dentro altri filmati di altri canali, eccetera, fa anche dei video suoi, anche se raramente, però sono molto belli i suoi video. E poi, oltre a questo, fa delle live bellissime. Lui sa gestire non solo tutti gli ospiti che ospita nella sua live, quindi tutto, ma gestire anche la regia. Non è facile cominciare a gestire 5-6 persone contemporaneamente, mettere grande quello che parla, rimpicciolire, poi ingrandire un altro, cioè fare vedere una con particolare. Cioè, guardate che fare da soli la regia e la presentazione, cioè Maurizio Costanzo lo conosciamo, ma non c'è più, però Maurizio Costanzo si metteva là seduto, c'era il regista, c'era il tecnico luci, il tecnico audio, c'erano un sacco di altra gente che gli girava intorno, perché io molte le live di Luca mi ricordano molto il Maurizio Costanzo Show, perché ci sono tutte persone che poi chiacchierano del più e del meno e parlando si arriva a parlare di un argomento piuttosto che un altro. Quindi le live di Luke 74 sono varie, versatili, sono belle da seguire. E lui, come se fosse un Maurizio Costanzo che però fa anche la regia, allora si mette e fa. Poi ovviamente lui si porta dietro anche un passato, lui riesce a fare l'imitatore, ogni tanto qualche imitazione, ogni tanto qualche battuta che poi gli altri lo vorrebbero carcerare. Vabbè, questi sono gli altri che stanno in live con lui che lo vorrebbero carcerare, io no, ci mancherebbe, anzi mi piacciono tanto le live con tutto la combriccola del Blasco, quella che io oramai ho battezzato la combriccola del Blasco, anche perché poi aumentano le persone man mano che si trova qualche altro youtuber molto bravo che fa video molto interessanti, aumentano le persone e Luke ogni tanto invita qualcuno o qualcun altro alle sue live, e questo è molto molto importante, ingrandire anche il gruppo di persone. Andate, canale Luke 74 Channel, registratevi, attivate la campanella, cliccate su tutte, così vi avvisa quando Luke sta in live, quando Luke pubblica un video. Quindi andate e iscrivetevi al canale. Insomma, tutto questo fatelo sul canale Luke 74 Channel. Detto questo, adesso vi mando il breve filmatino che introduce quello che vedremo questa sera, che è una sorpresa fino a quando non sarà finito il filmato. A dopo, tra 2 secondi, dura pochissimo, dura neanche un minuto. Via! Una sorpresa, 2 sorprese, 1000 sorprese! Sì, sono tornate le scatoline con le nuove sorprese per giocare, tante divertenti, tutte da collezionare. Le trovi in ogni pacco di merende del Mulino Bianco Barilla con questo simbolo. Allora, avete visto il filmato del Mulino Bianco Barilla, e guardate io qui cosa ho e cosa ho collezionato nel tempo, negli anni 80 ovviamente, adesso è impossibile, adesso secondo me te le fanno pagare uno sproposito, ho visto che ci sono online. Guardate, 2 maxi sorpresieri pieni di sorprese, vedete? Questi sono i maxi sorpresieri originali anni 80, li ho presi adesso dalla vetrina, dalla mia vetrina, e vorrei andare insieme a voi ad aprire una per una tutte le sorpresine. Ovviamente qualcuna è vuota, qualcuna è piena. O Mulino Bianco Barilla, no, era Mulino Bianco Barilla, vedete? Qui il logo era un mulino bianco con Barilla scritto sotto, cioè, e queste tra l'altro, guardate queste 2 che poi sono le prime che apriamo, queste sono l'ultima serie di sorpresine che la Mulino Bianco ha distribuito, e infatti di quelle ne ho solo 2, perché le altre erano tutte uguali, tutte simili a scatole di cerini, i fiammiferi di una volta, che però dentro c'erano tantissime sorprese, una diversa dall'altra, uno spettacolo, perché c'era gente dedicata solo a pensare le sorprese che dovevano essere una grandezza giusta,
quindi non potevano essere né troppo grandi né troppo piccole da essere messi dentro a queste scatoline, e non c'erano solo, perché tutti noi pensiamo alle gommine, non c'erano solo le gommine del Mulino Bianco, attenzione, c'erano dei giochi da tavolo. Io mi ricordo salta il coso che c'avevi un pezzettino di plastica in mano, le pedine tonde e dovevi saltapulce, dovevi far saltare la pedina verso l'avversario, e l'avversario sì, è ovvio che ci sono anche le gommine, è ovvio. Però stavo dicendo, non ci sono solo gommine. Mi ricordo che c'era il gioco di Forza 4 con le pedine piccole, sì, la pulce, bravo. Allora, io innanzitutto però volevo aggiungere una fonte qui, tutto in tempo reale, io faccio tutto in tempo reale. Allora, inserisci immagine, Mulino, basta, va bene, ok, il nome è già in uso, ok. Allora, andiamoci a cercare, voglio mettere, allora, qua no, allora, pianeta amica no, immagini, andiamoci a cercare questa immagine che io voglio mettere, il PC è lentissimo perché ho 2000 finestre aperte, ok, ecco, questa immagine io la voglio mettere qua, ok, mi piace qua, maxi sorpresiere, ok, e ho messo un'immagine là col maxi sorpresiere. Allora, detto questo, armiamoci e partiamo. No, armiamoci e partite. No, armiamoci e partiamo. Venite voi ad aprire queste sorpresine. Allora, vi dico una cosa. Questi ovviamente erano molto delicati, queste chiusure, pezzi di plastica. Una ce l'ho, un'altra, siccome questa live io la dovevo fare 5-6 mesi fa, prima di Natale, quindi 8 mesi fa circa, li ho appoggiati qui sul coso, e uno di questi si è staccato e è caduto per terra, il cane si era tutto mangiato, quando l'ho trovato era tutto ciancicato, quindi non c'è più qui. Allora, quest'altro mancano proprio perché mi si ruppero proprio all'epoca, vedete ci sono soltanto i pezzi di sopra, per quanto un altro pezzettino rotto qui l'ho conservato, vedete? Questi ovviamente ci vuole una stampante 3D per riprodurli, ma non so se io gli do le dimensioni di questo qui, se qualcuno me lo potrà rifare, non lo so neanche se conviene. Comunque, qua c'era pure il sigillo di garanzia, guardate, sigillo di garanzia, Mulino Bianco Barilla, sigillo di garanzia. Guardate che spettacolo, cioè questo è qualcosa di unico. Lo so Michele, io ho tante collezioni e le voglio condividere con voi, ve l'ho detto, ultimamente sono stato latitante, non ci sono stato per tante altre cose che ho da fare, sto seguendo un sacco di impicci, e quindi però piano piano tornerò. Devo stare attento perché la plastica di questa valigetta si sta sgretolando, come anche, ciao Tony, benvenuto Tony, buon incontro, viva Mixed by Harry, sempre il film. Tra l'altro a brevissimo Tony farò una live tutta dedicata a Mixed by Harry e io come ho vissuto il periodo Mixed by Harry, come ho vissuto il film, come ho vissuto l'epoca, un'epoca straordinaria, quella di Mixed by Harry. Mixed by Harry è stato una pietra miliare nella musica, nella distribuzione di cassettine, ok? Mixed by Harry non c'è stato nessuno uguale a lui. È stato purtroppo bisogna dirlo, è stato un grandissimo pirata, ma quando lui ha fatto quello che ha fatto, quasi non esisteva la pirateria, se l'ha inventata lui la pirateria, ok? Il grande Enrico, che sta anche su Facebook, lo saluto perché ci sentiamo, ultimamente ci siamo scambiati un sacco di messaggi. Allora, guardate, questa è la prima scatolina, ve l'ho detto, questa è l'ultima serie delle sorpresine di Mulino Bianco, ne ho solo 2, la andiamo ad aprire e dentro, come vedete, c'è un giochino
che tra l'altro è ancora nuovo imballato, infatti i pezzi sono ancora tutti attaccati al supporto per non farli perdere, vedete? E noi ci andiamo a vedere, guardate, guardate, questi andrebbero tutti staccati, questi pezzi, per poi essere messi, guardate, qui, questa è la base, ragazzi, capite che cosa sto facendo io, sì? E questo attacco e difesa si chiamava, vedete? C'era gente adibita solo a fare questi mini dépliant, vedete? Questa è una mano, guardate quanto è piccolo, mini dépliant, scritto piccolissimo, che io non lo leggerò mai. Io ormai mi devo comprare gli occhiali, prima o poi li comprerò questi occhiali, ma cioè attacco e difesa, ok? Quindi questa è la prima sorpresina che abbiamo aperto, attacco e difesa. Rimettiamo tutto a posto e la richiudiamo. Mamma mia, c'entravano proprio precise, guardate, proprio precisa c'entra. Quindi le dimensioni erano studiate per poter entrare. Tra l'altro mi sa che lo devo mettere al contrario questa, vediamo se si chiude. No, e infatti questa stava al contrario. Oh. Allora, vedete che c'è pure un modo per rimettere a posto, non è mica così facile. Questa va così, questa va al contrario, se no non scende, questa va qui così e questa si chiude. Perfetto, e questo è il piccolo mugnaio bianco e la prima l'abbiamo vista. Mettiamoli così, va, così mi ricordo pure l'ordine. Seconda sorpresina, sempre piccolo mugnaio bianco. Siamo negli anni 80, ragazzi, siamo negli anni 80. Piccolo mugnaio bianco. Andiamo ad aprire. Ok, queste dovrebbero essere delle trottole se non sbaglio, eh sì, vedete? Queste sono delle trottole di varie forme. Questa è una trottola 1, 2, 3, 4, 5, 6 esagonale. Questo è un segnalino. Andiamo a vedere che, cioè, per inventare questi giochi che ci mettono dentro pure il tabellone tra un po'. Guardate, questo è un altro segnalino. Sì, c'è il tabellone qua, ma guardate che è una cosa incredibile. È tipo un gioco dell'oca e c'è pure l'istruzione, guardate. Questo si apre tutto ed è tipo un gioco dell'oca. Guardate che spettacolo. Poi questo si chiude, entra lì dentro, guardate. Tanto si chiude quasi da solo. No, ho sbagliato a chiudere. Guardate, diventa così e questo entra qui dentro. Cioè, ma vi rendete conto quello che non facevamo negli anni 80? Quello che si inventavano? Questo lo riapro, io lo riapro davanti, guardate, guardate, tac, 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 e diventa il gioco dell'oca. Mo sta sotto sopra, comunque. E il bello è che sto cartoncino ancora regge, non dà segni di cedimento, Allora, io sono in live su Twitch, su Facebook e su YouTube. Vai su YouTube, Max. No, ora non lo riesco più a chiudere, guarda, prima l'ho chiuso con un attimo, ecco, sono riuscito a chiuderlo, Quindi ci sono due segnalini, c'è una trottola che secondo me bisogna lanciare all'interno di questo tabellone, a seconda dove va a finire ti dice quante caselle ci sono, ma c'erano le istruzioni scritte piccole. Comunque questa è la seconda sorpresina, serie nuova. Guardate, solo che su Twitch non riesco a leggere i commenti perché Restream non me li fa vedere. Fatemi vedere un po', ho visto il cellulare, eccolo, c'ho il cellulare, fatemi aprire la live su Twitch, voglio vedere se riesco, perché di solito me la apro sul cellulare la live su Twitch. Accetta i cookie, che pizza con questi cookie. Allora, sì, andiamo a vedere. Allora, su Twitch mi sa che c'è una persona sola che mi segue su Twitch. No, ma su Twitch non mi seguono perché
io faccio dei contenuti che a Twitch non interessano proprio, ok? Anzi, mo, visto che ho la batteria semiscarica, diminuiamo la luminosità al minimo, tanto si legge lo stesso. Ok, così se qualcuno scrive qualcosa io lo riesco a leggere. Andiamo avanti. Ah, qui dentro c'è qualcosa. Allora, mulino bianco. Allora, vediamo che cos'è questo. Questa è una gomma, è un allegro cancellino. Eh sì. Ah no, questo è i colorelli, dice. I colorelli. Guardate, i colorelli. Questo è il fogliettino. I colorelli. Bellissimo. I colorelli. E questo è praticamente un colore a forma di giraffa, guardate. È un pastello a cera questo. Tra l'altro ti danno pure il contenitore dove metterlo in plastica. Guardate che è una cosa spettacolare, I colorelli. E mettiamo a posto. Ce le vediamo piano piano tutte, perché chi si annoia non c'è problema. Potete anche andare via, Oh, qui dentro pure c'è qualcosa. Ciao Max e benvenuto su YouTube. Mulino bianco. Cazzarola, qui casca tutto. Stiamo attenti. Qui c'è un dado. Ci sono 4 segnalini e un dado. Andiamo a vedere. E la miseria. La corsa dei cavalli praticamente. E di qua c'è l'innamorata del... ecco, si chiamava Clementina. Clementina è diciamo la ragazza cui andava dietro il piccolo mugnaio bianco. Il piccolo mugnaio, una merenda per Clementina. E praticamente qui vediamo c'è 1, 2, 3, 4. Immagino che ognuno mette il segnalino su un percorso e vince chi arriva prima alle merendine che sono disegnate qua in alto. Vedete il tegolino. Mamma mia, quanti ricordi ragazzi, quanti ricordi. E questi sono i 4 segnalini. Ve li faccio vedere in mano perché sono talmente piccoli. Eccoli, eccoli. I 4 segnalini, me li sto mettendo in mano con il dado. Guardate, i 4 segnalini con il dado. Guarda che spettacolo. Ok, andiamo avanti. Vedete, come vi ho detto, non c'erano solo gli allegri cancellini, ovvero le gommine del mulino bianco, ma tantissimi veri e propri giochi da tavolo. Ragazzi, questa per me è... Allora no, mettiamoli, queste stavano così, questa stava qui sopra, questa stava qui e questa stava qui. Così dopo me le ritrovo nello stesso. Oh, qua dentro c'è qualcosa di pesante. Mulino bianco, gli allegri cancellini, eccola qui una gomma. Andiamo a vedere. Gomma a forma di sacco di farina con tanto, questa non me la metterà mai a fuoco, sto coccio di telecamera. C'è scritto frumento col disegno del mulino bianco. Vedete? È uno spettacolo questo, E questo c'è gli allegri cancellini. Vedete, questo era lo stesso foglietto, gli allegri cancellini, lo stesso foglietto per tutte le gommine. Infatti non c'è disegnata che gommina c'era dentro, si era solo disegnato come si usavano, ma nessuno aveva mai il coraggio di andare a cancellare e ad usare queste gommine così carine. Allora andiamo avanti, questa la metto qui, tanto oggi solo il primo facciamo, questo pure dentro mulino bianco. Oh, ma che è un normografo questo? No, andiamo a vedere, va. Mamma mia, parti piccole. Attenzione, prima di estrarre
l'interruttore alla cella, scaricare le molle. Ma che è? Non penso faccia parte di qua. Allora, ecco un altro gioco che è una pista. Guardate, questo è un altro gioco. Arrivo, partenza. Qui ci sono le istruzioni dietro, istruzioni pista da sci. Cioè, voi non potete capire, ma questo non è di carta né di cartone. Questo è quella gomma speciale, quella gomma speciale con cui vengono fatti anche gli adesivi. Quindi la radiolina, no, la radiolina del Mulino Bianco no. Guardate che bello questo dado, questo è un dado di legno, è un dado di legno. Bellissimo questo dado, c'entrava perché la grandezza è quella. E la pista da sci, ovviamente, questi sono gli sciatori, guardate come sono piccoli. Questo è uno, guardate, e poi ci sono rosso e blu, ve li faccio vedere tutti e due. Tanto questa live è così, ragazzi, è così, è una live così, in cui ci andiamo a rivedere le sorpresine del Mulino Bianco. Questi sono sciatori uguali come forma, ma diversi come colore. Ok, ci rimetto anche questo avviso perché sicuramente non è di questa sorpresina, ma allora questa quindi l'abbiamo vista. Andiamo avanti e metto qui, voi non lo vedete, magari scendo un po' la telecamera leggermente così vedete anche dove sto mettendo le sorpresine. Ecco, abbiamo sceso leggermente la telecamera. Allora andiamo a prendere quest'altra. Ora non voglio fare il vecchio della situazione, al tempo c'erano tantissime novità di ogni genere eppure belle, ma oggi cosa c'è? Quello che io ho sempre detto. Ieri ho fatto pure un audio sfogo solo su Telegram, ho pubblicato lo stesso audio su diversi gruppi Telegram, ringrazio tutti perché tutti quanti mi hanno risposto in diversi modi, con diverse interpretazioni di quello che sta succedendo in questo periodo. Io, diciamo, come sapete, è un poco più di un anno e qualche mese che mi sono avvicinato a TikTok. TikTok come YouTube, come Facebook, come Twitch, come Twitter, come IG Instagram, ha dei punti a favore e dei punti contro. Io in questo tempo su TikTok ho visto, grazie Max di esserti iscritto al canale, grazie mille, io ho così pochi iscritti, quindi quando c'è un nuovo iscritto mi piace tantissimo, sono contentissimo, grazie di esserti iscritto. Praticamente ho visto nascere, diventare famose persone per i motivi più futili, diciamo, non che non se lo meritassero, perché chiunque si merita una fortuna, un'opportunità, sia essa data da un terno all'otto, sia essa data da una fortuna su un social network. Non voglio mettere in dubbio questo, però ci sono tanti altri artisti, tanta altra gente, magari che è anche più valida e magari che perde anche più tempo anche per fare un brevissimo filmato TikTok da 1 minuto e mezzo, che secondo me meritava anche qualcosa di più. Però mi è stato detto che i social sono così e quindi questa mi sa che è una di quelle vuote. Mulino Bianco, c'è l'istruzione, mi sa, e basta. Andiamo a vedere. Sì, effettivamente questa è andata persa. Vediamo che c'era dentro. Le biglie incappucciate. Le biglie incappucciate c'erano dentro, chissà che fine hanno fatto. Molte di queste sorprese ovviamente sono andate perse nel tempo. Le biglie incappucciate, però c'ho ancora sia la scatoletta. Ciao Pixel Prog, benvenuto. Ma quanta gente oggi, non sono veramente abituato io a tutta questa gente in live, assolutamente. Grazie di essere passati anche solo a fare un saluto. Quindi questa è vuota, anzi la metterei da parte proprio perché è vuota. Allora la poggiamo qui sopra, va. Ci stanno i cerini qua dentro, ci stanno i cerini, vediamo un po'. Mulino Bianco. Allora, andiamo a vedere, Oh, che spettacolo, questo mi sa che è la merenda indovina.
Allora, addirittura un'istruzione a 3 lati, a 3 facce, guardate. E di qua ovviamente c'è il disegno del mulino bianco. Ok, questa era l'istruzione. Madonna mia. Questo è il tabellone. Anche questo è di una gomma strana. Vedete? Si è mantenuto perfetto. Ok. E qua ci sono tutte le pedine. Ecco perché faceva rumore. Quindi loro ti davano pure tutte queste pedine comprese nel prezzo delle merendine. Cioè all'epoca pure le sorpresine erano importanti, non venivano messe delle sorprese a cavolo fiore, oppure a raccolta punti. Cioè sì, c'era la Miralanza che è qui. Sfido chiunque di quelli connessi in live a dire che non conoscono i punti della Miralanza. Chiunque ci aveva dentro casa o la madre o i vicini di casa con sti bustoni pieni dei punti della Miralanza, che ci stavano pure i quarti di punto, per raggiungere un punto ce ne volevano 4 dei talloncini, taglia, fai, dici, un macello con qua la Miralanza. Oh, questa pure è bella piena, eh? Mulino bianco, Barilla. Vedete, fino adesso tutte diverse, eh? E la miseria, addirittura qui guardate che si sono inventati. Allora, questi secondo me sono, non lo so, dei cartoncini, ma guardate, qui c'è da montare, mi sa un castello 3D questo, addirittura, mamma mia, bisogna stare attenti perché qua si rompe tutto. Allora questo, vedete, sono ancora nuovi, queste sono le basi di questi segnalini. Ve le faccio vedere tutti e 3 i segnalini, sono 3 segnalini, guardate, 3 segnalini, 3 cavalieri, ok, che vanno messi su quelle 3 basi, ma poi va costruito il castello in 3D. Guardate un po', questi sono incastro, vedete qui come è fatto. Guardate, questi sono dei castelli in 3D, vanno messi così e quindi sono in rilievo rispetto al gioco. Vedete? Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo! E questi si incastrano uno nell'altro. Vedete, questo è un altro castello. Vi faccio vedere che sono diversi. Questo c'ha sta fontana, poi devo io rimetterlo a posto. Questo c'ha una fontana di qua e c'ha un'entrata, questa che l'ho messa sotto sopra, così è. Bah, comunque guardate pure quest'altro bellissimo. Questo c'ha l'entrata così e di qua un'altra cosa. Sono proprio belle queste sorpresine, cioè non è che c'è gente che veniva pagata solo per pensare a dei giochi abbastanza piccoli da potersi inserire dentro queste scatolette. Io adesso, come vedete, questo si chiama i 3 cavalieri. I 3 cavalieri, non vi ho fatto vedere l'istruzione. Oh sì, no, non ve l'ho fatta vedere. Ah, vedete? Si uniscono e viene tutto un recinto. Guardate che roba! I 3 cavalieri. I 3 cavalieri, ma qualcosa di spettacolare. Quando avevo 12 anni avevo usato le scatoline per fare una cassettiera per i componenti elettronici, la mia prima cassettiera porta componenti. Esatto, qui dentro si prestava benissimo per metterci resistenze di valori diversi. Perché? Perché noi, vedete come si chiudono queste cassettine? Guardate, e noi qui davanti potevamo mettere il valore della resistenza, metterci dei condensatori e scrivere il valore dei condensatori, ok? 10 picofarad, 10 nanofarad, quello che è. Poi cominciano ad essere troppo grandi, quindi allora, quindi qui, che ne so, resistenza ceramiche, quelle però erano più grosse, e resistenze ceramiche però erano pure piccole. Insomma, qui si prestava molto per metterci pure, io sapete che ci mettevo pure i fusibili dentro delle scatolette, però non queste, molto simili di grandezza a queste. Io ci mettevo tutti i fusibili con tutti i valori, ok? Quindi si prestavano parecchio, perché qui davanti potevi scrivere quello che ti pareva, era facilissimo. Si trovavano anche i pupazzetti di cartone che si montavano con i chiodini, le mani e le gambe. È vero. Allora adesso fatemi rimettere a posto
Allora, lo faccio qui così mi vedete pure mentre lo faccio. Allora, i 3 cavalieri ci mettiamo dentro, ok? I 3 cavalieri, le basi dei 3 cavalieri, voi mi sa che riuscite a stento a vedere. Poi ci mettiamo, vedi qua che c'era, si era attaccato il dado 5, 1, vedete? 4, 6, si vede benissimo, 3, 1, e questo è il dado, perché si gioca pure col dado. Poi ci mettiamo questa, no, queste vanno prima e poi ci vanno queste. C'è la miseria, e c'entra tutto a stento dentro sta cosa, vedete? C'entra tutto, però a stento. Poi ci mettiamo la cosetta sopra, tac, e abbiamo fatto, e noi andiamo avanti. Pure qui c'è qualcosa, ragazzi. Mulino bianco, vedi, questi sono dei pastelli a cera, ci manca l'istruzione dentro, però questi sono dei pastelli a cera che servivano per scrivere a forma di penna, opla. Guardate, mo ve le faccio vedere tutte, perché sono diverse. Rossa, mamma mia, sta telecamera come rende male i colori. Gialla, guardate. E poi mi sa che ce n'è una che non c'entra niente, che è questa. Questa non c'entra nulla proprio. Comunque fa sempre parte, è sempre un pastello a cera giallo. Io così come c'era insieme lo rimetto insieme, quindi devo trovare anche un'istruzione per questi, perché qui ovviamente, come vedete, manca il fogliettino interno, ok? Scrivetemi qualcosa in chat, non abbiate paura, io i commenti, vediamo un po' qua. Qui non si è connesso proprio nessuno su Twitch, mentre invece su YouTube e Facebook sì. Qui c'è qualcosa di spettacolare. Mulino bianco, la crostatina degli allegri cancellini. Lo so, sì. Allora, andiamo a prendere, guardate, gli allegri cancellini, come vi ho detto. Ecco, qua invece ci stanno disegnate le gommine, vedete? Erano di queste, la serie di queste 4, anzi di qua, eccole, vedete? Ciao Grisugino, benvenuto. Sto facendo vedere praticamente, no, di qua, questo maxi sorpresiere, che io ce n'ho 2, lo sto a indicare qua, questo. Mannaggia, io con queste telecamere non ci riesco. Lo so, sono dislessico, sono distutto. Questa è la gommina, questa ve la riesco a far vedere. L'allegro cancellino a forma di crostatina, questa che ha le ciliegie del Mulino Bianco Barilla, fa parte degli allegri cancellini. Guardate, lo so Michele, a chi lo dici? Io queste, ma voi ci credete che queste stanno ferme qua da almeno 20 anni? 20 anni che non le tocco, 20 anni che stanno dentro un mobile, 20 anni, cioè sono tanti 20 anni, no, 23, boh, che siamo nel 2023, quindi guardate qua, quando uno apriva e trovavi la crostatina era uno spettacolo. Anche perché un'altra cosa che non vi ho detto, che queste erano essendo sorpresine, era a sorpresa, tu non sapevi neanche se c'era un gioco o un cancellino, capito? Quindi era tutto a sorpresa, ed era una cosa bellissima quando tua madre ti comprava le merendine e tu andavi, aprivi la scatolina e ci trovavi qualcosa. Pure questa pesa 1 tonnellata. Qui mi sa che ci stanno delle carte da gioco, perché voi non potete capire, ma qua dentro ci hanno messo le carte da poker, le carte da napoletane, quelle da 3-7, diciamo, le carte quelle denari, spade, coppe e bastoni.
E infatti queste sono... No! Guardate che spettacolo. Allora, vi faccio vedere. Questa è una carta bianca. Attenzione. Questa è l'istruzione. Attenzione. E si chiama l'asino, ovvero il gioco dell'uomo nero. E queste purtroppo, allora, guardate innanzitutto il dorso delle carte è questo. Che spettacolo. Ragazzi, che spettacolo. Questo è il dorso delle carte. E adesso guardate. Questa è una carta rosa. Questa è la carta crostatina. Questa mi sa che sta sotto sopra. Altra crostatina. Guardate. La tortorella. Guardate che spettacolo. Il dondolo. Il dondolo che non esiste più. Mo ce le vediamo tutte, I tarallucci, che gli hanno cambiato nome. I molinetti. Le macine ancora si trovano. Trottolina non si chiama più così. Mulino bianco che è il jolly. La gente si lamentava che costavano troppo. Ma che costavano troppo? I tarallucci, tanto il prezzo hanno mantenuto, hanno levato la sorpresa. I mugnai. Guardate che spettacolo. Nuove sono ste carte, Tegolino. Esiste ancora il tegolino? L'Ameraus, benvenuto! Benvenuto all'Ameraus. Allora, io invito tutti quelli che sono connessi anche ad andare a registrarsi e a seguire i canali di In Officina con Grisugino, con la U, l'Ameraus, andare a seguire anche l'Ameraus e Pixel Prog anche andate a seguire, Tortina Campagnola, ci andiamo a vedere anche, andiamo avanti. Pandorino, io vi faccio vedere tutte, io che oggi voglio finire questa prima scatolina. Ecco, Pandorino già l'abbiamo visto, questo è il mulino bianco, già l'abbiamo visto, non voglio vedere se si ripetono, perché no, i galletti, questi adesso c'hanno tutto lo zucchero, lo zucchero sopra, i granelli di zucchero, con granelli di zucchero, galletti. Oh, questi non so se li fanno ancora. I rigoli. Questo si deve vedere così. I rigoli. Mamma mia, quanti ricordi. Tortina campagnola. Andiamo avanti. Oh, queste non l'ho più viste. Le pannocchie. La granella di zucchero, bravo. Se stiamo a fare la spesa qua, valla a comprare queste sorpresine. Senti che ti raccontano su eBay, va. I petti rossi, tutte diverse queste carte. Vabbè, le macine l'abbiamo già vista. Vediamo se ce ne sta. Questa pure l'abbiamo già vista. Trottolina, questa. Tanto ne mancano pochissime. Oh, il saccottino alla Nutella, saccottino alla marmellata di albicocche. Mamma mia, quanti ricordi. Ce l'ho, mi manca. Guardate il tegolino. Ah, questa lo fanno ancora. Il trancino. Ma queste sono tutte cose che non fanno più. Trancino, ma che è sto trancino? Mi pare che era alla marmellata pure questo. Vabbè, il dondolo non lo fanno più. Perché lo chiamavano dondolo questo? Boh. Cornetto, Vabbè, i petti rossi abbiamo finito, I mugnai abbiamo visti, sono tutti uguali. Le pannocchie, che spettacolo. No, eccolo, chi becca questo perde. L'asino, chi becca questo ha perso. L'asino, che poi sarebbe l'uomo nero. Un bel saccottino. Oh, questa pure non c'è più, da mo' che non la vedo, la veneziana. Guardate questa, da mo' che non si vede più questa. Era uno spettacolo perché sopra c'aveva tutti i granellini di zucchero. Ma c'aveva, mi sa, sopra la stessa granella che sta sopra la colomba pasquale. Con lo zucchero, con gli zuccherini dentro. Questa è un'altra uguale. Andiamo avanti, veloci. Tortorella
tortorella, che per farla vedere bisogna metterla contro luce, se no non si vede con le ombre. Ecco i rigoli. E poi l'ultima carta, che è la carta bianca, che se te ne perdevi uno lì ci potevi disegnare quello che ti pareva. Ok, ma quello che è bello è il retro, vedete, di tutte queste carte. Hanno tutte ovviamente lo stesso colore, tutte quante Allora, la veneziana e Pino sulla superstrada, guardate che però manca l'istruzione qua, quindi poi vabbè è facile, ma non l'abbiamo vista l'istruzione che ho detto che è l'uomo nero. No, se no stava qua, qui la casa non ruba, non l'ho appoggiata da nessuna parte, quindi non c'è, non c'è. Ah, l'istruzione sta qua, scusate, eccola, l'asino, dicevo io, manca l'istruzione, sta qui, è una delle carte. La gallina sta, ciao Vincenzo, ciao Mirko, benvenuti a tutti. Oh, ma quanta gente c'è stasera, guardate il macello, perché io non sono abituato, a tutta sta gente. Vado, apro un'altra scatolina, mulino bianco. E che è questo? E la miseria. Altre carte diverse da quelle di prima, tra l'altro l'elastico ancora tiene, e qua dice dubito. Ed ecco un gioco da tavolo che si chiama Dubito, vedete? Mulino bianco Barilla. Lo sapete che la Mulino Bianco ha prodotto queste sorpresine? Mi pare che sono oltre 100 e passa diverse. Una volta mi andai a documentare, non mi ricordo perché io non mi ricordo tra un po' manco che ho cenato stasera, 2 ore fa che ho cenato. Però erano tantissime e io sto abbastanza bene con la collezione. Ma non lo so neanche se riuscirò a rimettere quelli elastici. No, guardate come sono disegnate bene, cioè questi sono i jolly, ma stanno ancora come stavano quando erano nuove queste. Guardate, non lo so io, guardate pure qui disegnate tutte le merendine, il saccottino, il tegolino, non so che gioco è questo, c'è un 1, un 2. C'era anche una moto che caricavi con una corda in plastica, era bellissima e non sono più riuscito a trovarla. Mi pare che forse qua in mezzo ci dovrebbe essere, che era una cordicina che sembra uno di quelle fascette stringitubo di plastica, io mi ricordo che era così, e tu tiravi sta fascettina piccola e quella partiva la moto, me la ricordo. Mi sembra che ci dovrebbe stare qui dentro, però siccome queste neanche sono tutte quelle che io avevo, allora non lo so. Io mo ho levato, mi sono pentito di aver levato, però ecco là si è spezzato l'elastico, lo sentivo, vabbè ce lo lascio dentro come ricordo e queste le metto così, lo so, purtroppo l'elastico questo è un elastico originale anni 80 che purtroppo si è rotto. Vabbè, ma non è che lo posso. Ciao Riccardo, benvenuto anche a Mirko. Purtroppo mi si è rotto l'elastico, ma d'altronde quando le vai a vedere, se le tengo là è inutile. E allora ho detto guardate, oggi le prendo, le apro tutte una per una. Piano piano comincerò ad aumentare pure perché sono tantissime. Altre carte. Mulino bianco Barilla. Allora, ecco, questo si intitola, questo gioco, Le famiglie. E qui vedete, allora dietro andiamo a vedere, sono di un altro colore ma sempre c'è raffigurato il mulino bianco, e qui sulle carte ci sono sempre raffigurate tutte le varie merendine, ma adesso queste non ve le faccio vedere tutte, quindi
Guardate che bella che era questa, quanto mi piaceva. Guardate quest'altra. Ok, queste si differenziano, hanno pure un puntino sopra colorato, in questo caso è giallo, guardate, hanno un puntino giallo, verde, blu, vedete, questo è blu, farà parte delle regole, c'è il puntino blu. Il saccottino mulino bianco, la mia brioche preferita da quando ero piccolo, è il saccottino mulino bianco Barilla, col saccottino. Abbiamo fatto felice Riccardo, abbiamo fatto vedere il saccottino. Il saccottino. E adesso io questo le rimetto qui dentro. Queste non c'avevano l'elastico. Ma guardate come erano precise pure di grandezza, che dovevano entrare dentro questa scatolina piccola piccola. Chiudiamo tutto. Comunque stanno in condizioni perfette queste, mint. Cioè se lo dovessi mettere su Discogs, condizione mint, cioè nuove. Ok? Mulino bianco. Un'altra versione di Dubito. Questa stavolta è verde. Questa non lo levo stavolta l'elastico. C'è l'elastico tutto intorno. È ancora integro. Questo è il gioco Dubito. In quell'altro caso mi pare che erano gialle le carte, in questo caso è verde. C'erano anche diverse versioni dello stesso gioco, boh, non mi ricordo, ma questo è Dubito, un'altra versione, e la mettiamo qui. Andiamo avanti. Questi erano tutti i colori a cera, vedete? Ti davano dei colori a cera, manca il foglietto interno, però i colori piccolini ci sono tutti con cui si poteva colorare. Questi sono tutti colori a cera. Mamma mia che ricordi, ragazzi. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vai. 3, 2, 1, mulino bianco. Oh, questo è un altro simile a quell'altro che abbiamo visto, e infatti i colorelli, vedete? Diverso da quello che abbiamo visto prima. Prima c'era la giraffina, guardate, questo si è anche provato a colorare qui dentro con questo colorello, questa a forma di cagnolino. Tra un po' vale di più questa custodia così di gomma, che davanti c'è il trasparente, e questo non è altro che un pastello a cera, è un pastello a cera a forma di cagnolino, qui vedete il test di scrittura c'è sul fondo della scatolina, ok? E quindi noi rimettiamo questo tutto a posto, chiudiamo, eccolo qua, e lo rimettiamo qua, e poi noi andiamo avanti. C'era pure Forza, cioè il gioco quello delle palline. Ah, eccolo, Forza 4. Mortacci. Questo non lo tiro di certo fuori. Questo è Forza 4, guardate quante sono piccole le pedine. Mi sa che qualcuno è andata pure persa, perché queste sono veramente troppo piccole. Tutte per terra. Ho fatto il danno. Ragazzi, me lo vedete da un secondo. Porca la miseria, allora 1, 2, 3, 4, mi sono volate tutte per terra, mamma mia, meno male qui c'è il bianco. Allora, aspettate, tanto lì mi vedete, no? Quello che sto a fare. Allora, questo va messo dritto per così. Allora, fatemi rimettere dentro tutte queste pedine, che se no andiamo a finire male, che così piccole veramente qui comincia a diventare un problema, sicuramente qualcuna rossa ci manca, quelle che sono cadute le ho raccolte tutte, quindi
però funzionava sto Forza 4, ragazzi, piccolo così. Io avevo il Forza 4, quello MB a grandezza normale. Ci ho giocato tantissimo con mio fratello, anzi colgo l'occasione per salutare mio fratello Diego. Ecco mia figlia che viene a prendere una bella bottiglia d'acqua che la porta pure alla madre. Verso quest'ora vengono sempre a prendere una bella bottigliona d'acqua gelida dal frigorifero. Io intanto sto mettendo a posto tutte queste pedine. Io con queste dita così grosse non ci riuscirò mai a giocare. Ecco, mia figlia se n'è andata. Ciao Chiara, salutiamo. Comunque ce ne mancano pochissime, dai, è giocabile, oddio sono meno, vedete? Qualcuna ci manca qualcuna rossa. Ma comunque questo era il gioco Forza 4, ragazzi. Ma questo Forza 4 è talmente piccolo in miniatura, mamma mia, cioè è veramente qualcosa di miniatura. Mo devo vedere, perché io magari, sai come le rifaccio io mi ci rimetto a fare le pedine e me le faccio con un cartoncino e le coloro rosso e blu, più o meno stesso rosso e stesso blu, con un cartoncino molto sottile, e si possono rifare le pedine, ok? E questo è il gioco di Forza 4, ok? Quello che mi ricordavo io, però io diciamo con questo è quasi impossibile giocare. E questa è un'altra vuota, il labirinto del mulino. Peccato che è vuota questa, esci, ti voglio ammazzare. Guardate che anima di istruzione qua. Deve essere qualcosa di spettacolare questo, Il labirinto del mulino. Ma possibile che questo andava a pile? Il labirinto del mulino che suonava? Io qua non ci riesco a leggere proprio niente, ma non potete capire quanto è scritto piccolo sto coso. Cioè ci vuole il microscopio, mi devo comprare il microscopio per poterlo leggere. Allora, questa è un'altra vuota, ok, e sto due. Questa addirittura è una scatola completamente vuota, tra l'altro è anche segnata qua, vedete? Vabbè, io lo sapevo che ce ne saranno più di una vuote. Qui qualcosa c'è. Mulino bianco. Allora andiamo a vedere. Il normografo, no. Allora, che cos'è il normografo? Tutti quanti noi quando siamo andati a scuola, per iniziare a fare i cerchi, ci davano degli strumenti che erano simili a questo. Questo serviva per fare i cerchi sui quaderni, ma non solo i cerchi, si potevano fare anche i quadrati, e non solo i quadrati, ma anche le lettere. Quindi il normografo vero e proprio era quello con le lettere e i numeri, ok? Vedete qui? A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, no, O, P, R, S, T, U, V, Z, W, X, Y commerciale. La O serviva anche per fare la Q. Poi c'era anche il normografo per fare il mulino bianco, perché con tutti i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, punto interrogativo, punto esclamativo, e poi c'è il mulino. Quindi c'è il normografo per fare la forma del mulino, ok? Io normografi ce ne ho tantissimi di là perché mi piacevano, e quindi ce li ho. Allora il normografo lo mettiamo a posto. Anche questo spettacolare, bellissima sorpresina, ancora intatto, ancora perfetto. La plastica
non ha ceduto minimamente. Andiamo avanti. Questa pure è vuota. Tante, no, non è vuota, oh. Mamma mia, qua dentro che ci sta. Guardate un po', qua c'è scritto gli amici della natura. Qui c'è disegnato un paio di scarpe, ok? Libri. Che cosa hanno in comune i libri col paio di scarpe? Ah, regà, i lacci, con scritto Mulino Bianco. Che c'è scritto qua? Viva la natura, c'è scritto, ragazzi. Forse poi, se voi ve lo volete ingrandire, viva la natura col mulino disegnato. Viva la natura col mulino. Qui c'è il mulino disegnato sui lacci. Cioè, ma voi vi rendete conto? Pure i lacci. Questi sono i lacci, e uno trovava i lacci dentro, che potevano servire per legare i libri. Per fare i fiocchetti, per le scarpe. Vedete, come braccialetti. E io pensavo che era vuota perché non pesava niente. E quindi questa è un'altra maxi sorpresa. La mettiamo qua. Allora, andiamo avanti. Sembra un allegro cancellino. Mulino bianco. Sì, è un allegro cancellino. Allora, ovviamente istruzione sempre sotto sopra. Gli allegri cancellini, ok? Mulino bianco, gli allegri cancellini. Faccio vedere dentro, sempre la stessa scritta. Gli allegri cancellini, generico. Questo è a forma di mulino bianco. Vedete? Questo era proprio il mulino bianco. Certo che erano utili, non solo quelle che se uno aveva un fratello, una sorella, potevi giocare ai giochi da tavolo, e queste erano pure utili se uno li voleva usare per cancellare. Erano delle gomme da cancellare, però ovviamente ti piangeva il cuore, almeno a me. Qui c'è una pallina, c'è qualcosa. Salve Riccardo, salve Zolex, vediamo se riesco a indicarlo bene. Stiamo aprendo questo, il maxi sorpresiere, che è qua. Quindi, allora, i percorsi del mulino. Io apro e trovo i percorsi del mulino, ok? Guardate un po', qui c'è disegnato un mulino e poi ci sono le palline con cui bisogna fare il percorso, vedete? Ed è questa una scatola chiusa da plexiglass. Era uno spettacolo questa qui, Oh, non avevo mai ricevuto 100 messaggi nella chat e mi è comparso congratulations, you have received 100 messages, 100 messages today with the restream chat. Hello, grande. Qui ci sono praticamente le palline, gli devi far fare tutto il percorso del mulino, tenendolo fermo, guardate così, e muovendolo e facendo andare le palline nel percorso del mulino. Ce ne sono diverse di sorprese come queste, ma questa è solo una delle tante, ok? Quindi questo è i percorsi del mulino, bellissimo, anche questa sorpresa, i percorsi del mulino. Tra l'altro a questo punto io domani quasi quasi mi ci metto, me le archivio, me le scrivo quelle che ho, e quelle che mi mancano le vado a cercare. Ma questa mi sembra vuota, e invece anche questa, mulino bianco. Allora, che dice qua? I cordoncini magici, addirittura, sì, perché c'erano pure i giochi di prestigio qua. Allora, i cordoncini magici, vedete? Sono 3 corde che si slegavano come per magia.
ok? E guardate, eccole qua le corde. A me mi sembra sempre vuoto, ma invece ci stanno le sorprese. Ad avere se ci stanno. Queste sono le corde magiche, ok? Bei tempi quando facevano le sorprese del Mulino Bianco. Oggi invece fanno altro. Chissà se un giorno faranno di nuovo queste sorprese del Mulino Bianco. Allora, 3 o 4 anni fa, forse anche 5, hanno messo in palio i maxi sorpresieri, che non erano questi originali degli anni 80, però erano dei maxi sorpresieri pieni di sorpresine, non lo so dove caspiro l'hanno prese. Io partecipai, comprai pure tante però era a sorteggio e non ho vinto un tubo di niente, perché sennò mi avrebbe fatto piacere, ti mandavano proprio un maxi sorpresiere pieno di sorprese, però non c'era scritto che sorprese erano. Secondo me o le hanno rifatte, mi piacerebbe incontrare qualcuno, ma voglio andare su YouTube a vedere se qualcuno 4-5 anni fa, non erano ancora il 2020, quindi tipo 2016-2017 più o meno, hanno rifatto questo maxi sorpresiere, proprio stessa forma, stessa cosa, però diciamo era a sorteggio, non te lo potevi guadagnare acquistando, no. Allora, questa anche c'è della roba dentro, Mulino Bianco, no, così, gara di pesca. Oh, una diversa dall'altra, mamma mia. Gara di pesca, andiamo a vedere l'istruzione. Ah, vedete c'è un filo, delle carte da mettere per terra. Andiamo a vedere. Mamma mia. Allora, qua ci sono 2 canne da pesca con un filo tutto intrecciato. E lo rimettiamo subito a posto perché ho una paura io qui. Sono 2 canne da pesca perché si giocava in 2. E questi sono tutti i pesci che bisognava pescare. Ovviamente, come vedete, questa parte bucata che andava presa è rialzata, vedete? Ve la faccio vedere. Vedete che questa parte è rialzata? Quindi andava messa così e bisognava riuscire a mettere il filo qua in mezzo per poter andare poi a pescare. Ci andiamo a vedere allora tutti i pesci. Questo è un pesce, lo mettiamo a posto. Altro pesce verde, rimettiamo a posto. Altro pesce rosa, tanto so pochi, non so tantissimi. Tiè. Tutti i pesci disegnati, vedete come bastava poco, c'era tanta fantasia e bastava poco per inventare un gioco. Cioè, questa vi mette in risalto come all'epoca era importante il cliente. All'epoca il cliente che ti veniva a comprare le merendine del Mulino Bianco piuttosto che quelle della Motta o di altre marche, e doveva essere coccolato. E quindi che facciamo? Spendiamo un sacco di soldi per fare queste sorprese, perché qui dovevano essere retribuiti sia chi le inventava queste sorprese, perché qui bisognava pensarci, non è che erano già state pensate. Hanno dovuto mettere insieme una squadra per pensare a delle sorprese, a qualcosa da poter. Una volta mi ricordo che facevano anche dei DVD, videogiochi a sorpresa, però nelle merendine Kinder e Ferrero, bei tempi, No, in questo caso non lo so, perché io ecco mi fermo a questi anni qua, non c'erano ancora né DVD né CD in quest'epoca. Stavo dicendo che poi c'era bisogno pure di chi le realizzava. Loro avevano una fabbrica che realizzava solo le scatoline, un'altra fabbrica realizzava le sorprese dentro. Io non lo voglio dire, però Mulino Bianco qui pure c'è qualcosa. Allora, questa è vuota. Dentro c'era la pallina da domare. La pallina da domare. Qua dentro ci doveva essere una pallina, non c'è più. Guardate. Ci sarà stato tipo una palla pazza. La palla pazza che strumpallazza era quella palla che aveva un peso decentrato rispetto al centro della sfera, e quindi quando la lanciavi rimbalzava a cavolo dovunque. Ce l'ho avuto io anche la palla pazza che strumpallazza, quella palla con questo centro decentrato, quando lo lanciavi si muoveva tutto a caso, perché avendo il peso non al centro della sfera
ma decentrato, ruotava tutta male quando la lanciavi. Ops, questo era quello vuoto? Sì, le devo mettere qua quelle vuote, va, così ne faccio poi almeno una piena. Andiamo a vedere Mulino Bianco. Allora, il gioco delle 5:30, l'ora della merenda. Allora, vediamo che si sono inventati. Questo è il gioco delle 5:30, l'ora della merenda. All'epoca alle 5:30 si faceva merenda. E queste sono le istruzioni del gioco. Ovviamente trattasi di un gioco di carte. Allora, queste carte erano diverse perché vedete il dorso già è diverso, c'è disegnato il mulino così, ma guardate un po', 4, 2, 5, 3, cioè un l'asso, ragazzi, cioè qui stiamo di fronte a qualcosa di storico, a qualcosa che ha segnato un po' tutti quanti noi. Guardate, mulino messo al contrario, mulino, crostatina, no, ma lo stato di conservazione, una crostatina, mezza crostatina, mezza, questa è mezza. Chi si è mangiata l'altra mezza crostatina? E già bei tempi, sì, anni 80. Adesso si fa merenda ad ogni ora più o meno, sì. Chi si è mangiata sta mezza crostatina? Sì, si giocava anche in cortile senza nulla. Allora, non hai idea di che bei ricordi hai mosso, grande Renato, lo so, e io faccio così. Io ho collezionato tutta sta roba dagli anni 80. Oh, questo triangolino. Poi hanno due crostatine, due crostatine. Tre cornetti. Vabbè, mo queste qua senza che vediamo, se ne vedo una bella ve la faccio vedere. Questa magari è bella, guardate, questa. Mezzo saccottino. Qui c'è qualcuno che magna a quest'ora, chi è? Chi è che magna? Così devono essere, queste intere, che poi questa diventò il soldino, ci poggiarono sopra una moneta di cioccolato e diventò il soldino. Ok, qui non c'è più niente. Ok, perfetto. Vabbè, bellissime anche queste carte. Le mettiamo insieme alle altre sorprese. Il gioco delle 5:30. Poi ovviamente c'è il regolamento, ma io purtroppo non lo posso leggere. Andiamo avanti. Anche qui c'è qualcosa. Mulino Bianco. Allora, andiamo a vedere la miseria. Sempre cose piccine, picciò. Oh, il labirinto del mulino. C'ha la miseria, ladra. Questo è uguale a quell'altro. Già l'abbiamo incontrato un labirinto del mulino. E quindi là ci mancava. Qui c'è tutto. Qui c'è un filo. Vedete, un filo. Allora, ha mangiato a Gino la mezza crostatina. Non sono stato negli anni 80 ma nel 95. Ma come se la inventavano queste cose? Guardate, questi sono due labirinti. Sono un cacchio che... Vedete che si vede che sono labirinti, Se ve le faccio vedere così, aspetta, ecco, così. Guardate pure quest'altro. Questo è quello blu e si vede che è un labirinto. Questo è quello giallo. Come posso mettere quello giallo per fare? Ecco, forse così si vede, vedete? Sono labirinti, ecco, così si vede benissimo il labirinto. Oh, guardate che per inventare ste cose così piccole, a mandarle in stampa, dicevo stampatemi 1000, 2000, perché all'epoca poi i numeri erano grandissimi. 2000 di queste, 2000 di quelle, 2000 di quell'altre. Finalmente questo è un labirinto del mulino, ce l'ho. Eccola qua. E la mettiamo qua giù. E io vado avanti, guardate che
non stiamo quasi alla fine perché manca ancora un piano, però stiamo andando avanti. Mulino bianco, allegro cancellino? Sì, questi sono quelli pure più introvabili, perché quelli che erano più famosi erano quelli a forma di merendine. Quelli non a forma di merendine sono più rari, perché ovviamente non piacevano. Gli allegri cancellini, sempre la stessa l'istruzione, ma guardate questo, ovviamente mulino bianco Barilla. Erzugo, questa è una gomma a forma di barattolo di sugo degli anni 80, adesso non sa, adesso le fanno o di latta oppure quelle là, quelle di vetro sono più grandi. Questo è il sugo. Zolex si è mangiato tutta la scatola. Il labirinto sì, era bello con quel filo, con quel... Questa è una gomma da cancellare, gli allegri cancellini a forma di barattolo di sugo dell'epoca. Mamma mia. E io continuo, Qui pure fa rumore, mulino bianco Barilla. Allora, andiamo a vedere. Salta coniglietto salta. Salta coniglietto salta. Guardate che roba. Istruzioni a 3 pagine. Salta coniglietto salta. Allora, qui c'è tutto un tabellone da costruire con tutte queste cose, ma mi sa che non le tiro fuori tutte queste. Guardate, questo è tutto un tabellone che si costruisce a incastro, come un puzzle praticamente. Si costruisce a incastro. Pure qua ci stanno un sacco di cose piccole. Guardate, quelli sono per reggere i giocatori. Cascato qualcosa, aspettate che recupero perché qui è un casino. Cazzarola. Ma te tu guarda quando caspita è andata a finire. Ora vi devo far vedere quando è andata a finire. Allora, io qui dentro c'ho un bustone. Dentro a sto bustone c'è sta roba qua, che non so che roba è, boom. Non ho idea di che roba è sta roba. Cioè, se voi sapete qualcosa di sti cosi quadrati, io non lo so. Guarda, sti cosi quadrati, non ho idea di che roba potrebbe essere. Stanno qui dall'86. Ce ne stanno un fagotto qua dentro, ma ce l'ho qui dall'86, non lo so, più o meno quegli anni là. Quello che mo a me mannaggia a me, quando cacchio è andata a finire. Guarda qua, altri di sti cosi, ma che roba so? Sti cosi, ecco, guarda tutto, andiamo a prendere, devo levare pure questo, ecco, non ci si riesce a pigliare, dannata, ecco. Via. Oh, c'era un fagotto, qua ce ne stanno altri. Quello che dovevo prendere era questo. Questo è un segnalino di quel gioco là. Mettilo dentro. Ma di questi c'era un fagotto, qua che dice Mask, videogiochi, ma che è? Non lo so, che... No, non era una minicon, ma era un segnalino per giocare a quel gioco lì, videogiochi, Olivetti, ma che... Qui Olivetti, ma che è backup, Black Lamp, floppy 64, ma che è? Non lo so che roba è sta roba, floppy 64, non ne ho idea, SKC, ma che è? Ma non ne ho idea, ma che... Boh. Qui ce ne sono infinità di sti cosi quadrati, ma come funzionano sti cosi quadrati? Qua dice Last Ninja 2, ma sono cosi quadrati così, vedete? Ma sti cosi quadrati, qualcuno scrivetemi un po' in chat se qualcuno sa che so sti cosi quadrati.
tutti cosi quadrati. Ma non ne ho idea. Mi diranno. Sì, torniamo subito al Mulino Bianco, perché se perdevo quel pezzettino rimaneva qua fino al 2040 e io non so se ci starò nel 2040. Rimettiamo a posto questo dove stava. Torniamo al Mulino Bianco. Scusate l'intramezzo, ma mi era caduto. Senti, questo qua io direi lasciamo stare, perché rischio solo di perdere altri pezzi di sto gioco. Lo vedo molto complicato, tutto da montare, tutti pezzi, ma sono pezzi troppo piccoli, quindi io faccio così, sta scatolina si richiude, richiusa, basta, andiamo avanti. Qui anche c'è qualcosa. Mulino Bianco Barilla. Oh, super porcellini. Allora, io come sempre vi faccio vedere il foglietto. Super porcellini, eccolo qua, questi a 3 anche, 3 facciate. Super porcellini. È ovvio che se ci stanno i super porcellini ci sono due porcellini, sono de gomma sti porcellini, cioè sono de gomma, non so de plastica, sono de gomma. E minchia, per prendere i punti. Allora, vedete, super porcellini, e qui è per prendere i punti, cioè è un block notice questo, per prendere i punti, ragazzi, per prendere i punti. Super porcellini, super porcellini, super porcellini, chiudiamo sui porcellini. Ok, ma quante so, regà, ma quante so. Mulino Bianco, un doppione, un allegro cancellino doppione. Vabbè, questi sono gli allegri cancellini, e questo è un doppione, sempre tenuto benissimo, sacco di frumento del Mulino Bianco. Ok, andiamo avanti, ma sono tenute proprio in maniera maniacale queste, Ah già, Mulino Bianco. Allora, l'infila 4, no, vedi qua, meno male. Allora, questo è il Forza 4 che abbiamo visto prima, questo, vedete, non c'è manco una pedina, perché eccole qui, ancora attaccate ai portapedine, quindi queste non si possono perdere perché stanno ancora tutte attaccate, quindi non c'è bisogno manco che me lo faccio rifare. Quell'altro è un doppione, quindi questo ce l'ho, vedete, sono stato fortunato che è un doppione. L'infila 4, qua ci stanno tutte le pedine, è nuovo, nella scatolina nuova, non me la scappa per terra che ti sfondo. Andiamo avanti. Carte, sono carte qua dentro. Mulino Bianco Barilla, no, strade chiuse, strade aperte. Capirai. Allora, strade chiuse, strade aperte. Questo è attualissimo, questo gioco, ci potrei giocare con mia figlia, perché prende l'idea da quello che è Labyrinth, il labirinto, il gioco da tavolo, quello che tu metti le card per spostare le strade e poterti aprire una via verso l'obiettivo. Ok, il gioco da tavolo si chiama labirinto, e queste ci stanno tante di queste, vedete,
sì, che vedete? Non vedete niente. Allora, vedete, sono tutte carte che poi vanno unite in modo che il rosso combacia col rosso, cioè i colori sono importanti. Vediamo un po'. Vabbè, qua non c'è sta, vedete, i colori vanno fatti combaciare. Comunque ci stanno una marea di questi quadratini qua, non li tiro fuori tutti perché è impossibile. Vedete, questo secondo me è la partenza, si parte tutti insieme e poi ovviamente bisogna mettere in modo, vabbè, queste per esempio non combaceranno mai, che hanno blu e marrone invertito, queste pure, figurate. Ma comunque questo è un gioco che prende molto l'idea dai labirinto, strade chiuse, lavori in corso, strade aperte, si va. Semaforo rosso vai, semaforo arancione attenzione, semaforo verde no. Onitammaro. E questa la rimettiamo qui sopra, via. Dai che siamo addirittura d'arrivo, sono le 23:45, tra poco ho finito, eh. Mulino bianco, apriamo. Allora, e chi è che non conosce questo gioco? Glielo spiego, eh. Qualcuno non conosce il mercante in fiera? Allora, mercante in fiera. Mercante in fiera. Allora, qui ci sono due mazzi, mannaggia la miseria, sono tutte cose piccole piccole, guardate, io qui mi perdo tutto. Qua ci stanno tutte ovviamente disegnate, queste sono carte azzurre e ci sono sia le carte azzurre che le carte rosa. Allora, sto cercando di rimontare questa scatolina che si è aperta e poi vi voglio far vedere, perché la voglio mettere bene, porca la miseria, solo che sono talmente piccole che si sono pensate per i bambini, non so pensate per gente come me che ha i didoni. Allora, ora ve le faccio vedere bene queste carte, ci sono tutte. Mercante in fiera, vedete? Carte rosa, carte azzurre, quindi le carte rosa poi se ne mettevano alcune da parte, le altre, e poi si vendevano a mazzetti. E questo è il mercante in fiera, andiamo avanti, se no qui facciamo veramente troppo tardi. Qui fa un po' di rumore però. Mulino bianco. Oh, qui dice segna idee. Mannaggia la miseria. Allora, segna idee. Allora, segna idee. Vedete? Segna idee. Che cos'è segna idee? Segna idee non è altro che un guardate che bella il davanti, ma questo è un block notes, un taccuino con tanto di penna. Questa è una penna e qua c'avevo scritto pure qualcosa. Buone, vedete? Qui c'è una penna e questo è un taccuino con tanti foglietti per poterci scrivere sopra, vedete? Questa è la penna, ragazzi, ma qui si inventavano talmente tante cose, ma talmente tante cose. Vedete, io poi colleziono tutto, come mi hanno detto più volte, cioè io ho delle collezioni che fanno paura. Poi non è che dice che ce n'ho uno, due, quando faccio una collezione, per me, per chiamarsi collezione ne devi avere parecchie. Domani apriremo quello di Maxi Sorpresiere. Oggi finiamo questo e chiudiamo perché ne ha più, sono arrivato pure io. Quindi mulino bianco.
No, mamma mia, questo pure era raro. Gli allegri cancellini, non vi faccio vedere più sto foglietto che sta qua dentro. Cioè, piatto, guardate come è fatto bene. Vedete? Guardate come è fatto bene. Pasta asciutta, cioè il piatto di pasta asciutta. Ma poi erano fatte benissimo ste gommine. Cioè, viva la pa col pomodoro. Viva la pa col pomodoro. Mi ricordo che nel 2006-2007 c'era il programma TV Mercante in Fiera con Pino Insegno su Italia 1. Ora lo rifanno però su Rai 2. Beh, Mercante in Fiera si prestava anche a essere una trasmissione televisiva, per carità. Poi è un gioco prettamente natalizio, prettamente natalizio. Faccio una pausa perché voglio vedere se io aprendo questo cassetto trovo una cosa. E come non la trovo? Opla. Se ho spaccato tutto, qui non si riaccende più niente. No, si riaccende. Allora, parlando di Mercante in Fiera, se qualcuno gli interessa, non so se lo trovate ancora, Anima in Fiera, quello che vedete davanti è Mago Pancione e Ciù. Vi faccio vedere soltanto. Allora, cartolina, Anima in Fiera, tutto autografato, guardate ste carte, questo è Anima in Fiera, non c'entra niente col mulino, è solo un intramezzo che ho fatto, una più bella dell'altra, da Apollon, questa è quella dei Titan 3, Devilman, Occhi di Gatto, Lamu, Candy Candy, Tekkaman, Yattaman, Judo Boy, questa è Renzi la strega, io sto a vedere pure tutte male, Cioè, questo è il Mercante in Fiera, l'ho comprato, guardate che bello il Titan 3, ora ve ne faccio vedere qualcun'altra che... Ecco il Mago Pancione che ho nominato prima, Mago Pancione, qualcun'altra va, Getta Robot Super Deformed, asso di bastoni, questo è il Grande Mazinga, asso di spade, Goldrake asso di coppe, Gig Robot asso di denari. Cioè, capite? Cioè, io sono collezionista di una marea di roba, anche perché mi capitano, poi dico, ma che faccio? Lo prendo, non lo prendo? Perché questo è costato parecchio, poi all'epoca, è come adesso, non c'ho un euro. No, mi sto abituando a non dire più non c'ho una lira, e comincio a dire non c'ho un euro. C'ho la miseria. E quindi questo è Anima in Fiera, visto che abbiamo parlato di Mercante in Fiera, questo è il gioco del Mercante in Fiera, con tutte le carte dei cartoni animati. Agli amici Renato, Margherita e Chiara, appassionati e nerd come me, Handesigner c'ha lo trovate tranquillamente su Facebook, lo so, è una figata, Riccardo, questa è una chicca, non l'ho mai usata perché quando me l'ha inviata, lui è uno bravissimo a disegnare, sta su Facebook, Handesigner, da poco sta pure su TikTok, ogni tanto vedo qualche disegno suo che passa. Mulino bianco, un altro allegro cancellino e un altro, questo però è diverso di sugo, sempre un barattolino di sugo, però è diverso da quell'altro, ed è un allegro cancellino questo, no, non profuma, allegro cancellino, andato, andiamo, mulino bianco, allegro cancellino, ragazzi, sempre allegro cancellino, gli allegri cancellini, vedete?
e io vado, questo è un biscotto, però è bello che la grandezza pure più o meno era quella, uno se sbaglia se lo mangia questo, è una gomma da cancellare però questo. Guardate quanto era fatto bene pure dietro, cioè i dettagli di queste. Se io vado a prendere adesso, non so, non ce l'ho i miei biscotti del Mulino Bianco, noi non li compriamo, però dietro era proprio fatto così il biscotto, era tutto quadrettato così, che è la griglia su cui venivano poggiati poi. Quindi voglio dire, proprio attenzione ai dettagli massima in quegli anni. Oh, siamo arrivati all'ultima fila. Oh, questo è vuoto? No. Allora, capire, questa non so neanche se la riesco a far vedere perché è scritta rossa su arancione. Sì. Che ora è la meridiana del mulino. Cioè, guardate che. Prova, ok, adesso riavviamo anche la telecamera, HD camera. Scusate, allora stavo dicendo un'attenzione ai dettagli incredibile, perché praticamente loro potevano pure fare semplicemente un quadratino, prima l'ho detto e mo non mi viene, un cartoncino rettangolare con disegnato un cerchio al centro, con un buco, un pezzettino di plastica, ce lo mettevi al centro e dicevi andate a vedere che ora è. E invece no, hanno voluto fare una cosa tutta spettacolare, tutta disegnata, tutta graduata, col mulino bianco disegnato di qua, col sole disegnato di qua, con questa cordicella che tu quando apri si tira e quindi quando è tirata vai a vedere che ora è. Cioè, l'attenzione ai particolari è incredibile su queste sorprese. Scusate se l'audio è andato via, purtroppo ho il bus USB dove ho 7-8 hard disk collegati sull'USB, ogni tanto si resetta, il video della webcam continua ad andare, il microfono no. Quindi ogni tanto ci combatto. Quando sarà che tanto questa live rimarrà, taglio il pezzettino muto. Oh, mulino bianco Barilla, un'altra crostatina, questa volta all'albicocca, quell'altra era alle ciliegie perché era rossa, questa invece è una crostatina all'albicocca. Però io non riesco a capire perché prima era più luminosa sta videocamera del tubolo, ma fammi un po' vedere se aveva bilanciato meglio il bianco in automatico. Boh. Sì, l'audio lo so che è ok perché ho davanti a me il V-meter che si blocca, ogni tanto lo guardo. Quindi questo allegri cancellini, crostatina, marmellata di albicocche perché è gialla. Ok.
mulino bianco. Oh, un altro allegro cancellino. E questo sì, già ce l'ho. Sempre a forma di barattolo di sugo. Vedete? Sempre una gomma da cancellare. E visto che già l'abbiamo visto, noi lo chiudiamo e andiamo avanti. E non ci fermiamo mai. Oh, mulino bianco, Barilla. Pesce mangia pesce. Questo non l'abbiamo visto. Pesce mangia pesce. Ho rischiato, se c'erano dei pezzi piccoli piccoli me li ero giocati tutti. Allora, e qua ci stanno un sacco di carte. Ok, pesce mangia pesce. Ah, però vedete, ci stanno disegnati i pesci. Pesce grandi, pesce piccoli. Quindi aspetta. Pesce mangia pesce. Istruzioni su solo 2 paginette scritte in miniatura. Qui serve veramente il microscopio, eh? Pesce mangia pesce. Ma insomma, è mezzanotte. C'ho 6 persone in live. Grande, grande. 6 persone che mi seguono a far vedere queste sorpresine del mulino bianco Barilla. Anni 80, eh? Allora, mulino bianco. No, bellissimo. Sempre gli allegri cancellini, della serie gli allegri cancellini. Addirittura questo raffigura una rivista, vedete? Non so se si vede pure di taglio, che è bella alta questa gomma da cancellare, e rappresenta una rivista con scritto più. È un po' sbiadita, ma era così pure all'epoca, me la ricordo benissimo. È un po' sbiadita, stampata male. La qualità di questa gomma non era il massimo, però gli allegri cancellini, e ci abbiamo anche quella lì. Andiamo avanti. Queste sono altre carte. Mulino bianco, Barilla. All'ultima merenda. All'ultima merenda. Istruzioni. All'ultima merenda. E queste sono altre carte diverse, sempre con le merendine, però in questo caso sono diverse perché vedete ci stanno pure scritti dei numeri giganteschi su alcune. Ho visto un 3, ecco, vedete? No, qua 3. No. Comunque, sono altre carte da gioco, sempre raffiguranti le merendine grandi, vedete, 2. Ci sarà un motivo per cui ci sono questi numeri. 3. Vediamo se ne trovo qualcun altro di numerone grosso. Sì, 2. Però è diminuito la luminosità della webcam. Ok. E vabbè, qua le luci sono le stesse di prima. E che si è piantata la webcam. Zolex mulino bianco Barilla. E chiudiamo anche questa, chiusa, e rimettiamo a posto la spiderina. Qui c'è qualcosa di strano, c'è misi delle spillette sia di qua che di qua. Ci sarà un motivo? Mulino bianco. Allora, per non farli aprire. Ragazzi, ho trovato il quadrato magico. Bisogna ricostruire il mulino. E invece qui della serie il quadrato magico c'è il gioco del 16, perché non so 15, sono 16, e qui c'è ancora il fermo. Guardate, questo è il fermo originale per non far muovere le pedine. Questo è il gioco che tu lo devi prima incasinare e poi rimettere tutti i numeretti in ordine da 1 a 16. Questo si chiamava il gioco del 15 quando erano 5, 15.
In questo caso si chiama gioco del 16 perché sono 16. Il gioco del 16. Forse come Allegro Cancellino c'era pure un brick del latte, certo, me lo ricordo. Me lo ricordo, certo che sì. Andiamo avanti. Qua piccole parti, mulino bianco, Barilla. Sì, molto piccole parti. Da angolo a angolo. Allora, pezzettini di plastica trasparente, bucherellata. Ok, sono due, l'altro sta sotto. E poi ho tanti segnalini, ma proprio tanti, e ne faccio vedere due in rappresentanza. Come cascano? Sono dei birillini così che si infilano dentro quei buchi, vedete? Ce n'ho tanti, sia gialli che... E questo si attacca con quell'altro, ce n'ho due di questi pezzi, diventa un campo quadrato. Il campo quadrato... Ce ne stavano altri due qui, ho rischiato. Ok. Diventa così grande il campo, così, insomma, bisogna mettere questo. Mortangoli e rissa. E qui ci sono le istruzioni scritte sempre per il microscopio. Vedete, da angolo ad angolo. Mannaggia la miseria, sempre più piccole, sempre più pericolo di perdere tutti i pezzi qua. Oh, ne mancano 1, 2, 3, 6, 9, 12. Mulino bianco. Questo che è un altro allegro cancellino? Ah, questo è un allegro cancellino, che tra l'altro forse mettendo vicino alla telecamera si riesce a leggere quello che c'è scritto. No. Non lo so se si legge. Comunque qui c'è scritto i catari frangenti, che erano un'altra cosa. Catari frangenti. E questo invece è un allegro cancellino. E quindi questo io lo lascerei a parte, perché mi pare che c'avevo una scatoletta vuota senza il cancellino dentro. Questa non so se è vuota. Mulino bianco. No, assolutamente non è vuota. Cartina. Questo si chiama cartina. Vedete quante erano queste sorprese? Cartina. Andiamola a vedere sta cartina, se poi la riesco a ripiegare. Eccola qui la cartina. Ragazzi, non è valida più perché qui è cambiato tutto, no? È ancora così l'Italia. Allora, come usa? Usa che? Ah, non è manco l'Italia, questi sono gli Stati Uniti. Vedete? USA. Gli Stati Uniti, non ci potevano mettere la cartina dell'Italia. Questa è la cartina politica degli Stati Uniti. Cacchio ci famo? Vabbè. Comunque ripiegata talmente bene, tac, entra qui dentro. Guardate che è incredibile, La cartina politica degli Stati Uniti. Anche qui dentro mulino bianco. Allora, super laccini. Ah, capirai. Allora, guardate, questi sono i super laccini. Guardate che roba. Se andiamo tutti in America. Ma hai visto quante sono una diversa dall'altra? Un paio ne abbiamo trovate doppioni, guardate. I super laccini erano sti cosi qua. Questo, no, questo al contrario, Ciao mulino bianco. Guardate dietro, addirittura c'è lo strappo. Vedete? Lo strappo che si attacca. Queste possono essere utili pure per farci passare i fili in mezzo, per tenerli dritti, fermi.
super laccini ed erano due, vedete? Vedevano due di questi sono di gomma, non so malissimo, sono di gomma, ancora regge pure lo strappo. Mazza, oh. Ragazzi, sta roba è degli anni 80, ma quanti anni c'ha? 20, 40, 40. Mulino bianco. Andiamo ad aprire il mio dizionario di inglese. Andiamo bene. Il mio dizionario di inglese. Questo altro che bignami. Eccolo. Il mio dizionario di inglese. Qui ci stanno scritte davvero le parole, ragazzi. Ma questa è la mia mano, e questo è il pollice mio. Guardate col pollice. È poco più di un pollice sto coso. E dentro ci stanno davvero tutte le parole inglesi. Guardate. Guardate. Tutte le parole inglesi. Ma voi vi rendete conto? A stampare una cosa così negli anni 80, piccola piccola. Ma come cacchio facevano? Guardate. Ma come facevano? Io non ne ho idea, guarda. Rimango basito. E poi sono tutte diverse, vedete quante ne sono? Mannaggia la miseria. Sono una cifra. Qui non finiscono più. Mulino bianco. La scatola della primavera. Allora. La scatola della primavera. Istruzioni. È quello che dovrebbe venire fuori. Solex, facce da professore di inglese. Lo so. Allora, guardate un po'. Secondo me sta scatola della primavera qui dentro, cioè se dovevano mettere... Ah no, ci stanno, vedete? Cioè si mettevano i fagioli dentro al cotone e poi i fagioli ci smorchiavano. All'epoca i fagioli... uno li comprava freschi, non erano in scatola, non erano secchi, erano i fagioli quelli presi proprio, erano vivi praticamente. Se li mettevi con un po' d'acqua, poco d'acqua e dentro all'ovatta, il fagiolo cresceva, e quindi questa serviva per far crescere le piante. Porca miseria, mi sta bene pure mal di schiena. Allora, mulino bianco. Eccoci qua. Carta vince, carta perde. Alla miseria ladra. Cioè, stiamo a vedere talmente tanti giochi pure con le carte che si possono fare. Carta vince, carta perde. Le regole del gioco. Carta vince, carta perde. Carta, forbice, sasso, lizard, porca miseria. Carta, forbice, sasso, lizard, spock. Vedete, queste sono tutte forbici. Sta cominciando a far male. La rete, invece della carta c'è la rete. No, così. Rete. Sasso. Vedete? Sasso. Sono impedito a fare queste live così io. Quindi questo è il mora cinese, però con le carte, quindi è incredibile, se le sono inventate tutte. Mora cinese con le carte, carta vince, carta perde. Il sasso distrugge la forbice taglia la carta e la carta avvolge il sasso. Mulino bianco. Il gioco dell'indovino. Santa Maria, queste carte proprio. Allora, il gioco dell'indovino. Innanzitutto guardate che belle che erano il dorso delle carte. Con tutte queste stelline di diverso colore poi, gialle, vedete? Bellissime. Ora vi faccio vedere davanti, però prima vi faccio vedere l'istruzione. 3 pagine di istruzione. Vedete? Il gioco dell'indovino. Ci stanno tutte le istruzioni. Continua pure qua in terza pagina.
vedete? Qui inizia, qui continua il gioco dell'indovino. E qui ci stanno, vedete? I segni zodiacali: Acquario, Vergine, Gemelli, Scorpione, Leone, Cancro, Bilancia, Capricorno, Sagittario, Toro, Pesci, Ariete. E poi qui invece ci stanno i pallini. Ragazzi, mamma mia, comincio ad accusare pure io, Quante ore ho fatto? Le live? 2 ore. Qua ci stanno i pallini solamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qua la stessa cosa. Poi le ultime due, queste. Salute e denaro. Salute. Salute. Affari. Amore. Amore, salute e affari. Vabbè, c'è tutto, dai. Ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto. Sì, mo ti dico l'oroscopo di domani, di dopodomani. Poi te ne vai. Tu mi paghi adesso. Mo. Vi conosco a voi americani. Mulino bianco. Che è uscito qua? Il tris domino. Allora, vi invito ad andare a vedere una mia live in cui ho diciamo fatto vedere tanti giochi da tavolo che noi giocavamo all'epoca. Tra questi giochi da tavolo ce n'era uno che si chiama Triominos, ok? Vedete qua c'è scritto il tris domino. Il Triominos era esattamente questa cosa qui. Guardate, mo non ve le faccio, non ve le tiro fuori tutte queste caselline. Cioè il Triominos era fatto di caselle, diciamo, tessere del domino, non a due facce ma a tre, quindi triangolari, e bisognava metterle in modo che dovevano combaciare i numeri, ok? Un gioco che io ho giocato tantissimo, il Triominos, soprattutto a Pasqua con tutti i parenti, quando ci vedevamo. Era un gioco che facevamo spesso, il Triominos. Si poteva giocare anche in più persone, perché bastava distribuire queste tessere triangolari a più persone e poi bisognava metterle al centro partendo da chi ci aveva 000, quella con 3 zeri praticamente. Chi ci aveva quella era il primo, e poi in senso orario. Era bello il Triominos, un bel gioco da tavolo, non so se si trova ancora, su eBay senz'altro sì. Mulino bianco. Oh, un altro allegro cancellino. Allegro cancellino. Allora, chi lo riconosce? Forza, scrivete nella chat chi riconosce che cancellino è questo. Ve lo faccio vedere in 3D. Dovete mettere gli occhialetti però per il 3D, attenzione, senza occhialetti non funziona. Senza occhialetti 3D non va. Lo vedete in 2D senza occhialetti. Me lo sto ruotando. Che cos'è? Che cos'è? Chi è? 3D Studio. Guardate 3D Studio come vi ruota questo oggetto. Non è un flauto magico. 3D Studio Max. Guardate come vi ruota questo oggetto. È il mitico saccottino. Però alla marmellata, non è alla cioccolata, Saccottino, lo rimettiamo a posto, vedete? Saccottino alla marmellata. Purtroppo la mia telecamera rende malissimo i colori. Mulino bianco. Andiamo a vedere, ne mancano 3 compresa questa. Che c'è scritto qua, non ce la faccio più manco a leggere. Nave su, nave giù. Andiamo bene, vero bene. Nave su, nave giù. Tutte diverse queste sorprese, ragazzi,
caccia la miseria. Allora, qui ci stanno due trottoline, queste sono le trottole che già abbiamo visto, molto simili, già l'hanno adoperate per altre cose. E poi ci sono queste diverse, sono delle barche simili a quelle che si fanno con la carta, e ce ne sono tre rosse e 3 gialle, vedete? Ok, quindi 2 trottole, una rossa e una gialla, 3 barche, 3 rosse e 3 gialle. Azzarola, questo sarà tutto disintegrato. Ok, a battaglia navale mi sa che questa è molto semplice da giocare. 3 giallo, 3 rosso, affondato, colpito. No, ma secondo me ci vuole la trottola, e a seconda di dove va la trottola ti affonda la nave, secondo me, mo io non mi ricordo com'erano le regole. Lo so, il saccottino era buonissimo, lo so, fa tante cose, qui non ci sono più, ragazzi, Mulino bianco, penultima volta. Andiamo a vedere gli origami. Allora, qui ci stanno tutti i pezzetti di carta colorati, e quello secondo me che è importantissimo invece è proprio questo, che è l'istruzione su come fare gli origami. Allora, sfogliamolo insieme, che questo era praticamente la sorpresa. Qui c'è spiegato, vedete come piegare la carta per fare il cane, per fare l'aereo, per fare tante forme con la carta, il cigno, l'uccellino, vedete? E la sorpresa era proprio questo manualino, vedete? Questo manualino era la sorpresa, e poi ti davano sì dei pezzettini di carta qui colorata per cominciare a fare qualcosa, ma tanto bastava un qualsiasi foglio da piegare e da poter creare questi oggetti con la carta, piegando la carta su se stessa. Quindi questi sono gli origami. Ok, e che caspita c'è sta qua dentro? Pesa 1 tonnellata l'ultima. Mulino bianco, che c'è sta qua dentro che pesa? Vinci con le parole. E la miseria. Allora, innanzitutto vinci con le parole e la miseria. Istruzioni infinite che da qua continuano pure, vedete? Quindi a 4 pagine di istruzioni, 1, 2, 3, 4 più 2 dietro sono 6 pagine di istruzioni. Pezza la miseria. Ma questo è Paroliamo, guardate un po'. Allora, questo è il retro delle carte, che oramai lo sappiamo, sono tutte così, però davanti andiamo a vedere, questa è una specie di Paroliamo, bisogna creare le parole con queste, chiamiamole sillabe, con queste coppie di lettere, è una specie di domino con Paroliamo. Mamma mia, guardate, c'avevano un'inventiva che va oltre. Poi si ottiene benissimo, ma questa così, una parola che deve finire per ra, vale 5, tu, bu, vedete? È una specie di Paroliamo, o di scarabeo se vogliamo, fatte con le carte. Cioè, ma che vogliamo di più? Ma guardate, cioè, io rimango basito veramente, cioè. Allora, voglio vedere un attimo un'altra cosa, non sparisco perché vado là, mi sentite ancora? Sì, perché qui abbiamo finito, è vuoto, vuoto completamente, vedete? Era trasparente pure da sto lato qua, vi faccio vedere, stavano un po' di adesivi attaccati da qua, ok? Dopo lo vediamo, qua c'è un penny, però voglio vedere perché qui dentro io avevo conservato, e sta qua dentro pure qui, questo è un contenitore che praticamente sta dagli anni 90 qua, e mo ve lo faccio vedere anche perché sta dagli anni 90 questo contenitore. Vabbè, che io mi chiamo De Vita Renato, è un segreto, non ne frega niente a nessuno.
libretto delle giustificazioni delle assenze quando andavo al Volterra, anno scolastico 92-93. Vedete? Vedete tutte le assenze giustificate, motivi familiari, eccetera. Questo era il libretto delle giustificazioni. Allora, ma non è questo che vi volevo far vedere. Qua dentro io tiro via. Conosciamo benissimo questo simbolo. Io l'avevo messe qua, guardate, perché queste le usate tantissimo. Queste sono le carte napoletane, tutte del Mulino Bianco, eh. Se io le giro queste, sono tutte del Mulino Bianco, vedete? Vabbè, mo pure sotto sopra, comunque sono tutte del Mulino Bianco. Soltanto che non erano più tutte 40 perché sono andate mezze perse. E allora, però ho visto, queste, guardate, queste sono altre sempre carte napoletane, però queste sono blu. Vedete, queste sono quelle che io ho più usato, visto che c'è delle scatole lì vuote, pure se non so tutte, vedete che differenza che c'è, però sono sempre le carte napoletane. Allora, visto che ho sistemato dopo centinaia, migliaia di anni questa scatoletta che sta qui, www.cdrsoft.com, www.cdfreax.com, stdel@dimit. Sì, vabbè, Scasi Computer ha chiuso 100 anni fa, Scasi Computer, vabbè. Allora, aspettate un attimo, perché io tutto in live, voglio fare tutto in live. Allora, queste sono tutte queste qua azzurre, mo le contiamo pure in live. Allora, dividiamo le azzurre, tra l'altro sono completamente, sono diverse pure di grandezza, quelle azzurre Mulino Bianco, c'è la miseria. Allora, sto a fare un casino, io lo so che sono casinato. Allora, queste sono tutte verdi, queste sono tutte azzurre, e queste sono, guardate, oh là, casca sempre qualcosa per terra, guardate che belle che erano. Purtroppo una mi si è pure rovinata. Guardate che belle, le giro, spettacolo. Allora, questa è verde, va di qua, queste sono blu che vanno qua. Allora, io penso di aver diviso tutte le verdi, vedete, 3 de coppe, spade, bastoni, ok? Tutte le verdi da tutte le blu. Io adesso vado a contare queste qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, ne mancano 4. E vabbè, purtroppo ne mancano 4. Ok. E adesso queste sono quelle blu, quelle blu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. Ne mancano 2. Che peccato, ragazzi, lo so. Queste veramente non saprei proprio dove andare a cercare. Allora, qui c'è sta il libretto delle giustificazioni. Possono fare qua dentro qua dentro c'è tutta roba, guardate, queste sono le etichette dei floppy queste sono da 3 pollici, quindi questi sono quelli di Amiga, queste sono le etichette dei dischetti di Amiga.
Ok, le carte napoletane, Mulino Bianco, Barilla, è vero. Il libretto delle giustificazioni delle medie, sì. Però almeno mo li metto là. Le carte, che cazzarola è? Qui c'è sta tutta roba che sta firmata negli anni. Adobe Premiere 6. QuickTime 6. Ma che cazzo? QuickTime 6 qua dice. Sono tutte righettine che si usavano all'epoca. Sto a cercare di capire, questa è tutta roba anni 90, anni 70. Che cacchio è? Richiesta, causa, modifica, attività. Vista la decisione aziendale di ridurre drasticamente del 50% la fornitura di assistenza nella sede della società Emerson Energy System. Sì. Aspettabile responsabile tecnico, ma che cazzo. Sono tutte quando ero dipendente. Ma che presa. Ma qui non c'entra niente sta roba. Ci mettiamo a posto sta roba. Tra l'altro tutto dove? Dentro una busta antistatica di un hard disk da 3 pollici e mezzo. Cioè, vabbè, questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Allora, questo invece sono carte a grandezza naturale, questo è l'asso di bastoni, come vedete, no? Raffigura l'asso di bastoni, allegria. E questo è il 3 di bastoni, bastoni gran sasso, l'asso di coppe, asso di coppe, erano più belle quelle del Mulino Bianco. Tiè, 8 di denara, 8 di denara, 8 di denara. No, le righette dei floppy disk amica. Sì, esatto, quelle. Questi erano i floppy disk amica. Pure dei floppy disk amica, a me poi me l'hanno ridati perché un giorno poi vi racconterò anche la mia storia che non è Mixed by Harry, ma ci si avvicina parecchio. Ah, fammi vedere, forse non sta qui in mezzo. A parte che qua c'ho tutti questi sono tutti cartoncini che si possono prestare per rifare le carte, se uno le fa un po' simili, boh, bisogna pensare a qualche sistema. Ricordi di gioventù, gioventù bruciata, gioventù andata, troppo. Guardate, questo era un rullo che ho cambiato ad una stampante laser, ma stiamo a parlare 94-95, quell'epoca lì, sventrato sto rullo. Questo è un pick up roller, quello che prende la carta. Cioè, lo so che è tardi, dobbiamo chiudere la live, stavo vedendo se esce qualche altra carta, ma non esce. Fratelli Rigoni, ok, questo lo posso rimettere a posto, però meno male ci ho levato quelle che erano le, vedete poi qua dietro sono tutte videocassette, quindi sono tutte videocassette, cioè qui come guardate c'è sta roba datata, roba degli anni 80, c'è cosa che ha riparato qualche telefono, volete vedere qualche telefono serio? Chi è? Per me questo rimane uno dei migliori telefoni che sono stati fatti. Sony Ericsson, l'Xperia, tutto di metallo, questo pesa una tonnellata sto telefono, però era touchscreen, completamente touchscreen, col pennino che andava alloggiato qui. Invece sta, vedete, pennino alloggiato qui, si apriva, potevate scrivere con la tastiera normale. Tra l'altro di qua c'è sta il joystick, qui c'è sta il joystick a pulsante,
ok? Questo è l'Xperia X1, guardate, è così. Sony Ericsson Xperia X1. C'erano due di questi perché piacque pure a mia moglie, lo volle pure lei. Non so se costava tipo no, 500 euro costava sto telefonino, ma c'aveva una batteria che durava un'eternità. Sony Ericsson Xperia X1, bellissimo. Sony Ericsson, quindi io qui qualsiasi cosa pesco, che volete. Sony Ericsson ultra usato, perché questo l'ho consumato davvero io, e il P900, pure questo touchscreen, e poi qua c'è stata tutta la tastiera QWERTY, e qua chiudevi e c'avevi la tastiera solo numerica. Sony Ericsson P900. Dietro ovviamente la videocamera, così. Tra l'altro la videocamera pare che si poteva chiudere, sì, la videocamera che si poteva chiudere, adesso non te la fanno più chiudere la videocamera, aperta, chiusa, tanto di flash, sensore di luminosità, e questo qua c'è al centro, c'aveva il joystick, col centrale era il click, apri, tastiera QWERTY, touchscreen, chiudi, diventava un telefono normale con i tasti, ok? E poi vi faccio vedere l'ultimo, non è Ericsson ma è il Motorola. Guardate che spettacolo sto Motorola, ovviamente a conchiglia, tasti soft touch questi qua erano, e l'ho moto, questo pure tutto a colori, doppio display, c'era il display qui, si vede? Sì, così si vede, il display era grande, quello che vedete riflesso è lo schermo, quindi vedete c'è sta la telecamera, però era grande come lo vedete il display, quindi bellissimo pure questo perché era ultra sottile, guardate com'è sottile sto telefono, quando l'aprivi è sottilissimo, poi è leggerissimo questo Motorola, lo so, come con Renatino si fanno dei tuffi nel passato che Dio solo lo sa, però non lo vede, non c'è sta niente da fare. Io sono uno che vive di passato, ma che ne so. Cioè, ma volete vedere i Samsung? Vai col Samsung, Samsung a conchiglia, display a colori era già, con tutto che non faceva un cavolo. Un altro a conchiglia, Sony Ericsson, doppio display sia qui e qui è trasparente la cover qua e compariva l'altro display, doppio display, Sony Ericsson marcato Vodafone, vedete? Spettacolare pure questo, Sony Ericsson. Basta. Sto Samsung ha fatto la storia perché le persone che non sapevano usare tanto i cellulari, questo era comodissimo perché era semplicissimo da usare, ma proprio semplice. Basta, non ve ne faccio vedere più perché sennò famo le 6 mattina qua, perché ce n'è un fagotto. Cioè, vabbè, l'ultimo perché questo risale veramente alla fine degli anni 90. Guardate un po', questo è uscito prima del T28 e il T18S. Pure questo ebbe un sacco di successo perché era uno dei primi a conchiglia, vedete? Con l'antennina così. E questo è solo Ericsson, non è prima ancora che Sony ed Ericsson si mettessero insieme per fare i telefonini, ok? Questo è un bellissimo Ericsson T18. C'ho pure il T28S, comunque vabbè, basta, che sono stanco pure io, 2 ore di live, devo mettere a posto il mondo, ma dopo con calma me le sistemo quelle sorpresine, ok? Allora, siamo arrivati in fine di live, 2 ore e 25, quindi con 2 ore e mezza finiamo là. Grazie Zolex per esserti iscritto al mio canale, grazie mille, mi fa tanto piacere. Io ho pochissimi iscritti, almeno così aumentano un po' questi iscritti, visto che sono tanti anni che ci sto dietro a questo canale YouTube, ok?
Allora, in chiusura di live io vi invito sempre a visitare il mio sito principale, che è www.classe74.it. È un sito dedicato ad articoli Amazon, però sono ben, diciamo, ben catalogati. Sono tanti gruppi e tante tipologie di articoli che trovate poi in vendita su Amazon. Quindi sul mio sito non c'è bisogno di iscriversi, non c'è bisogno di... sì, sono ancora qui. Te sei perso una... A me è piaciuta come live, anche se so 2 ore e 26 di live, però mi è piaciuta come live perché abbiamo visto tante cose, abbiamo visto qualche telefonino, abbiamo parlato delle videocassette, ci siamo visti il mercante in fiera che si chiama Anime in Fiera, con tutti i personaggi dei cartoni animati. Questo ovviamente è autografato da Ann Designer, che sta pure su Facebook, andatelo a cercare. E quindi no, è stata una bella live, Luke. Grazie di esserti ricollegato anche per fare un saluto. Come classe 74 vi invito a visitare anche starwarsstore.it, che è un sito interamente dedicato alla galassia lontana di Star Wars. Poi c'è, visto che io sono un appassionato anche di Lego, lo potete vedere, non so se laggiù si vede, c'è uno shuttle di Lego. Questo è uno shuttle di Lego. Dobbiamo ancora costruire il bambino di The Mandalorian, Grogu, tutto di Lego, me l'ha regalato per Natale mio fratello, ancora è da costruire. C'ho da fare insieme a mia figlia un Lego City spettacolare, e quindi sono un appassionato di Lego, quindi andate a visitare legolando.it. ok? Poi, essendo io un appassionato di musica, non potevo non fare un sito dedicato alla musica, che è www.renijstore.it. Su renijstore.it troverete correttamente separati e catalogati, che ne so, i giradischi a cinghia divisi dai giradischi a trazione diretta, che ne so, i CDJ divisi tra quelli che leggono i CD e quelli che invece leggono solo le chiavette, quindi fa l'MP3. Troverete, che ne so, le console per DJ divise tra quelle che sono stand alone, cioè che funzionano senza PC, senza niente, serve solo la console, e quelle che invece necessitano del PC collegato via USB, tutto separato. Poi ci sono anche tutti i vari mobiletti dove potete mettere diciamo tutto il vostro impianto videoludico. Ci possono andare la Xbox, la PlayStation, un amplificatore 5.1. Sono dei mobiletti molto simili a quelli degli sterei anni 80-90, ma studiati per ospitare anche, diciamo, le console di videogioco, la Wii, la Switch, quello che vi pare. Ok? Non ultimo per importanza, perché io sono un collezionista di vinili, lo sapete tutti quanti, il mondo del vinile.it è il sito dedicato interamente ai vinili. Quindi li ho catalogati, li ho separati, quelli autografati da una parte, quelli colorati dall'altra, i picture disc da un'altra ancora, edizione speciale da un'altra parte, musica italiana divisa dalla musica internazionale. Insomma, ho fatto un bel lavoro andando a catalogare quelli che sono i vinili in vendita su Amazon. Ok? Questo è il lavoro che io ho fatto e che sto sponsorizzando il più possibile. Addirittura d'arrivo, vi ringrazio di essere stati qui con me. Io rimetto la sigla Reni Toons perché veramente non ho idea di come catalogare questa live, perché non ho trattato di cartoni animati, ma non ho trattato neanche né di musica né di retro computer. Questa roba qua, queste sorprese sono retro e basta, sono retro. Ok? Grazie a tutti, vi invito nuovamente a collegarvi, si sono collegati tantissimi, anche Zolex ha un canale YouTube, insomma se ne sono collegati tanti, hanno lasciato tanti messaggi, mi fa tanto piacere, e quindi andate a registrarvi su ognuno di questi canali, andate a cercare questi amici e registratevi sui loro canali, ok? Un saluto a tutti quanti, Riccardo, Zolex, Luke74, Michele che è ancora collegato, chi altro c'è? Fatemi vedere qui sopra. Riccardo, Michele, Riccardo, Zolex, che si sono seguiti in officina con Grisugino, vediamo, Pixel Prog, ciao, basta poi. Ok? Grazie a tutti di essere stati con me, questa live la troverete registrata, rimarrà sempre su YouTube. Mo non so se stasera, che ore so, no, è l'una, non gliela faccio. Domani mattina faccio una bella copertina, ci metto, dove sta? Questo maxi sorpresiere, e ci scrivo parte 1, perché poi domani dobbiamo aprire quest'altro. Queste sono di meno,
perché è uno strato in meno rispetto a queste, quindi durerà tipo mezz'ora di meno. Ok? Quindi vi do appuntamento a domani, penso sempre la sera, verso quest'ora. Facciamo una bella live. Domani è mercoledì, quindi devo andare il pomeriggio, non ci sto, torno alle 8:30, però tempo che ceno verso le 10, sì, prima delle 10 non ce la faccio. Comunque, grazie a tutti di essere stati con me. Prima di salutarci vi rilascio la pubblicità del Mulino Bianco e poi ci vediamo la mia lunghissima sigla finale. Grazie a tutti, grazie di essere stati con me, mi ha fatto tanto piacere, ci vediamo domani. Un saluto da Roma a tutti, ciao! Una sorpresa, due sorprese, 1000 sorprese! Sì, sono tornate le scatoline con le nuove sorprese per giocare, tante, divertenti, tutte da collezionare. Le trovi in ogni pacco di merende del Mulino Bianco Barilla con questo simbolo.